un tesoro intatto di coraggio e di energia. Per questo forse la sua devozione ha tanto maggiore valore. Non è possibile che la straordinaria ricchezza umana, per cui appena parla con qualcuno riesce immediatamente a creare un rapporto vivo, possa essere distrutta. 6 aprile. Non c'è limite. I colpi si susseguono, implacabili. Sandro Del Mastro è stato ucciso. Stimandolo in pericolo dopo l'arresto di Braccini, con cui era continuamente in contatto, gli amici decisero di mandarlo per un po' di tempo nel Cuneese, presso le nostre bande. A un posto di blocco lo fermano. Non sono convinti dei suoi documenti, lo fanno salire su un camion per portarlo a Cuneo. All'ingresso della città il camion si ferma un momento e Sandro si butta giù sperando di fuggire. Una scarica di metraglia lo abbatte. Atroce. Più atroce ancora, alla fine di Braccini e degli altri che hanno potuto almeno opporre la loro coraggiosa dignità alla condanna, giudicando i giudici con la stessa loro condotta. Più atroce ancora, forse, della spaventosa fine di Emanuele, che ha potuto levarsi nel martirio al di sopra dei suoi aguzzini. Una fine simile è assurda, senza senso, senza consolazione, come se oltre alla vita gli fosse stato tolto anche il diritto a ben morire. Ma forse invece, a ben pensarci, questa morte priva d'ogni atteggiamento retorico, d'ogni possibilità d'esaltazione, è proprio quella che, potendo, avrebbe scelto per sé Sandro, così semplice, così modesto, così schivo di ogni genere di gesti. Sandro non apparteneva alla mia generazione in cui si sognava, e ancora spesso si sogna, di morire con una palla in fronte, avvolti in una bandiera. Apparteneva a quella generazione di volontari della morte preconizzata da Piero, che affronta il destino qual è, nella sua aridità tragica, senza bisogno d'abbellirlo, di rivestirlo d'aure eroiche, tanto più eroi, in quanto non vogliono esserlo, non sanno nemmeno di esserlo. Penso allo strazio di Esther. Ricordo quando vennero qui insieme, innamorati e felici, e ricordo l'ultima volta in cui lo vidi. Ci eravamo trovati per caso alla fermata di un tram e, in ossequio alle regole cospirative, avevamo finto di non conoscerci, limitandoci a una strizzatina d'occhi e a un rapido sorriso. Durante il tragitto in tram l'avevo osservato come se fosse stato un estraneo qualunque. Aveva la barba lunga e il colletto delle impermeabili sdrucito. Uscivo allora da un colloquio con un industriale con cui mantenevo certi contatti e non avevo potuto fare a meno di osservare la sua bella camicia di seta bianca stirata di fresco, la piega perfetta dei suoi pantaloni, il contrasto tra la sua aria di elegante benessere e l'aspetto stanco e malandato di Sandro, in cui si rifletteva l'aspetto della maggioranza dei nostri amici, m'aveva colpita con un senso di dolorosa ingiustizia. A un certo punto egli era sceso, gettandomi uno sguardo di saluto, e l'avevo seguito con gli occhi, con una tenerezza materna, piena di speranza e di promessa. Non sarebbe stato sempre così. Un giorno anche lui avrebbe avuto una vita tranquilla, una casa, gli abiti in ordine. E invece non l'ho più visto. E per sempre ricorderò come mi apparve quell'ultima volta, nella sua semplice indifferenza d'anonimo eroe. Simonetta Bittasi incontra Ivana Dobrakovová e Giuliana Salvi in collaborazione con l'Istituto Slovacco a Roma. Grazie.
Grazie. Problema dei mancini, che devono rivoltare tutto quello che trovano. Ah, allora, hanno cercato di depistarci, né? E invece, guarda, ce l'abbiamo fatta. Sono arrivate loro, aspetta che mi giro che le vedo un po' meglio, dopo se no si alleano contro di me, invece devo averle assolutamente, che mi sposto appena appena perché devo averle sotto controllo. Ecco, adesso vado bene. E, no, dicevo, ce l'abbiamo fatta assolutamente. Tra l'altro, stavo guardando, molto volentieri ho ascoltato anche l'incontro precedente. La cosa curiosa è che c'è anche un filo conduttore, perché qui noi parleremo molto di donne e temo che parleremo molto male degli uomini. Cioè, lo dico subito, metto le mani avanti, cioè, così uno lo sa subito. Nel caso, guarda, c'è anche Bitossi, facciamo un conto domani, l'altro scrittore, guarda, Michele, se vuoi andare via, cioè, io ho avvisato. No, perché parleremo di 2 libri. Ivana è una raccolta di racconti che comunque sono racconti ma hanno anche un legame tra di loro, e Madri e camionisti, e uno dei più bei, devo dire la verità, libro che ho amato molto, ma uno dei più bei titoli anche, quindi complimenti anche per il titolo, e di Giuliana Salvi, Clementina. Però forse Clementina potrebbe anche essere una delle storie di Ivana. Molto molto brevemente, perché appunto abbiamo un po' meno tempo, vi volevo però almeno fare sentire le 2 voci e poi cominciamo a fare loro qualche domanda, anzi un po' a dialogare tutte e 3 come, sapete, le amiche, quelle che si trovano davanti alla scuola, che cominciano a lamentarsi dei mariti, così, cioè questo sarà più o meno il tono dell'incontro collettivo, ecco. Allora, parto da Ivana e il racconto è l'inizio di Ivana. All'epoca in cui sono nata, di Ivane ce n'erano strafottere. Si inciampava in un'Ivana a ogni passo. All'elementare in classe eravamo in 3, al liceo addirittura in 4. Mia madre una volta, a un incontro con i genitori, si gonfiò di orgoglio quando l'insegnante iniziò a parlare di quanto fosse saggia e brava Ivana, dei suoi risultati, solo fino al momento in cui si capì che stava parlando della mia compagna di banco, Ivana, perché così sono abituata da sempre ad essere per molti la seconda, la terza Ivana. Ma con i cavalli no. Con i cavalli ero la prima Ivana e dunque era logico che quella arrivata dopo di me fosse soprannominata Nina, come la seconda. E in seguito ricordavo a stento che quello non era il suo vero nome, che si chiamava come me. In breve, era la mia cara amica Nina. Con i cavalli ero io la prima Ivana, la più importante, l'unica Ivana, perché i cavalli erano la mia vita. Per i cavalli avrei dato la vita. Beh, insomma, in un certo senso lo feci anche. Come avete sentito dalla breve lettura, c'è una cifra ironica, sono racconti in cui ti trovi a ridere nella drammaticità, cioè ridi, poi ti rimproveri tu stessa, dici ma cosa stai ridendo? Che queste povere donne ne succedono di tutti. Però guardate, questa secondo me è veramente, ne parlavamo anche con Giuliana, una capacità rara di avere questo modo di raccontare così affettuosamente, anche ironico, che ti fa ridere e poi subito dopo allibita dici ma di cosa sto ridendo? E questo è Ivana. Invece di Clementina leggo una piccola cosa. Adesso vediamo, togli gli occhiali, metti gli occhiali. Ci sono, Allora, intanto leggo anche un pezzetto in più perché l'ho sentito anche prima, si parlava di abiti, parlavamo anche questa sera, appunto, c'è anche un incontro importante dedicato a Patrizia Marras con lei, e quindi guarda, avevo proprio scelto questo pezzo. Il cucito somiglia alla vita, tiene assieme le cose, crea relazioni, spesso anche complesse, difficili.
solo che ha iniziato una cucitura, sa qual è il punto di apertura e quello di chiusura, la trama segreta del suo lavoro. Germaine sembrava molto interessato. Clementina è una tessitrice. Ha rimesso insieme a questa famiglia, ci ha ricucito a tutti e ora si pensa che può sistemare anche agli altri. Ma ogni famiglia è un fatto a sé e ogni tanto tocca ricordarle che non può sempre trasformare batuffoli informi in fili pregiati. E questa è le parole, il romanzo di Giuliana Salvi. La prima cosa che volevo discutere un po' con voi e che mi ha anche colpito, cioè sottolineato nelle vostre storie, è la scelta dei nomi dei vostri personaggi, che Ivana, per te sono importantissime, al di là del brano che ho letto, Veronica, Veronique, c'è un gioco importante sull'uso di questi nomi. Allora io quando ho esordito tutti i miei personaggi femminili si chiamavano Blanca. E poi è nata mia figlia, anche lì mi si è imposto il nome Bianca e allora ho rinominato tutti ex post perché sì, Veronique è stata scelta per quel nick che in francese vuol dire un'altra cosa e non lo so, dipende, a volte prendo calendario e scelgo così. Però cioè, a volte non c'è molta logica, nel senso ho scritto un romanzo dove mi sono preso i nomi di mie vicine di casa, dunque loro non lo sanno. Non sanno? No. Che non hanno letto? Non hanno letto? No, il grande vantaggio di scrivere di italiani in slovacco è che loro non sanno e non scopriranno. No, però adesso dice così. Però guardate che nella raccolta di racconti ci sono 2 racconti ambientati a Torino, cioè a Bardonecchia ambientati in Italia, con protagoniste italiane. Queste si sono riconosciute le mamme dei tuoi dei tuoi compagni di scuola, di tua figlia o così? Io mi sono basata su 2 amiche che avevo. Non dubitavo. Sì, e una mi ha mandato a quel paese in un modo, era una psicologa solo per precisare, credo che non l'ha mai trovato, e l'altra lo sa ma non l'ha mai letto, dunque per esempio mia mamma non mi ha mai letto. Okay. E questo mi dà grande libertà creativa. Solo che c'è mia zia che glielo racconta poi. No, però la zia no. Allora, avete capito che questi, adesso passiamo a Giulia. Giuliana, anche il tuo libro parla di famiglia, direi che abbiamo letto anche il tuo brano, anche tu hai tessuto delle belle relazioni. Dopo, rispetto forse ai racconti di Ivana, qui un uomo di valore c'è. Peccato che tu l'hai ucciso subito, non vorrei dirtelo, ma l'hai fatto fuori giovanissimo. Esatto, è stata una scelta assolutamente non ponderata, ma necessaria. Okay. Sì. È l'uomo che poi dà il via a tutto, diciamo, quindi è anche un personaggio fondamentale della storia. Peccato che muore subito. Ce l'abbiamo solo in quadretto, cioè nella cornice. Rimane, aleggia per tutta la storia, per tutta la durata della storia, però sì, effettivamente muore subito. E il nome non è casuale. No, esatto, io sui nomi purtroppo non ho avuto la libertà di Ivana, avrei voluto, perché sono i nomi obbligati, diciamo, della mia famiglia, i cosiddetti nomi vacanti, che al sud si usa moltissimo, quindi quando muore un parente, una zia, un nonno, vengono poi messi quei nomi. E tant'è che io mi chiamo come mia nonna, mia sorella si chiama Clementina, io ho spezzato questa tradizione con i miei figli. Come li hai chiamati? Adesso sappiamo Bianca. No, anche tu. No, non posso crederci. Esatto, e Giulio, sì, ho voluto proprio spezzare questa tradizione. No, vedete che la casualità della vita, io pensavo ci fossero delle cose in comune tra i libri, che quindi qui a Gavoi chiaramente hanno fatto il loro buon lavoro di abbinare 2 autrici e comunque 2 libri che avessero un senso, e ce l'hanno assolutamente, però in realtà ancora di più questo. E un'altra cosa che aleggia e che c'è molto e che lega molto i vostri libri
è anche il rapporto con il corpo, cioè non avete paura assolutamente di raccontare comunque il corpo femminile in realtà e non solo, però quelli che sono anche le pulsioni sessuali, così. Qua in realtà c'è un lavoro anche proprio, possiamo dire che entrambi i libri sono una sorta di inno anche alla liberazione femminile, cioè molti di questi personaggi, penso anche in qualche modo Ivana anche al risvolto della medaglia di questa ricerca di emancipazione, che è anche il disagio ossitico che affligge un po' le tue donne. Sì. Non solo, perché anche un uomo in realtà. C'è anche un padre. Ok, io ho sempre scritto delle malattie psichiatriche e ho fatto il mio coming out con il 6º libro, che sono dei saggi su come si scrive con il disturbo bipolare, e disturbo ossessivo compulsivo, e si troverebbero altri. Cioè, nella mia famiglia è sempre stato presente con mio padre, e poi anche io in famiglia dei psichiatri, dunque è una cosa che mi è sempre interessato. Poi per il corpo sono un po' a disagio perché io non ho tanta autocensura quando scrivo, e solo tipo apro il libro dopo 3 anni e mi dico oddio, ma anche questo ci ho messo, e soffro spesso di tipo un'amnesia, cioè non mi ricordo, cioè se ho esagerato poi viene un po', cioè poi sento frasi come di mia sorella, ma quello è un manuale di pornografia, io dico no, non lo è, però cioè un po' patisco poi i giudizi, però liberazione, sì, quando scrivo, cioè non posso pensare cosa dirà la zia quando scrivo. No, sono d'accordo assolutamente. E invece, Giuliana, tu hai subito di queste conseguenze su questo racconto, insomma, comunque legato anche alla tua origine? Sì, per esempio Clementina, nel momento in cui rimane vedova, paradossalmente decide di indossare un abito nero che indosserà per tutta la vita, ma per lei è una forma di liberazione, il non dover più pensare a cosa mettere, il non dover più pensare a imbellettarsi, a imbellirsi, eccetera. Per lei è una forma di liberazione. Lasciatemi stare, non infastiditemi, io adesso penso a me e soltanto a me, ho una missione da compiere, ho uno scopo. E quindi in questo caso dal di fuori può sembrare una censura, no? Una donna che si una mortificazione. Una mortificazione. No, invece per lei non è stato questo, è stata una forma di liberazione, la veste nera. Anche il fatto di vivere senza un uomo, perché lei comunque ha avuto, cioè è rimasta vedova giovane con i figli, quindi in realtà ha avuto anche un'occasione che comunque è un'occasione che poteva essere piacevole, comunque gradevole per lei, di consonanza, comunque di affinità elettiva con questo, abbiamo sentito prima Germain. E però invece lei decide di stare senza un uomo. Lei decide di stare senza un uomo, scopre probabilmente la libertà, al tempo parliamo della prima metà del Novecento, a Lecce, quindi il profondo sud, scopre per la prima volta che è possibile una vita senza uomini intorno, è una famiglia tutta al femminile perché sono lei e le sue 2 sorelle. È pieno di zie. È pieno di zie, di terribili zie. E quindi lei si riscopre indipendente, anche economicamente, che è un qualcosa di grandioso e di estremamente attuale, ma grandioso per l'epoca, perché negli anni 20 del Novecento una donna sola a Lecce che lavora non era vista di buon occhio. Poi lei si guadagna la stima chiaramente della città, ma poi... Sì, e poi che lavoro, cioè non è che ricamasse centrini, cioè quello che viene considerato magari questo, ma in realtà lei si inventa una sorta di scuola a casa, una scuola privata per aiutare questi ragazzi e poi anche le ragazze, questo non è poco, a sostenere l'esame di maturità, quindi... Sì, e lei insegna le stesse cose chiaramente ai ragazzi e alle ragazze. Non è che alle ragazze insegnava il cucito e ai maschi la storia, l'italiano e la geografia. E lo fa in una realtà complicatissima e lo fa perché vuole guadagnare. Lei vuole dei soldi per mandare i figli all'università. E quello che lei ha è la sua capacità di insegnamento e le sue conoscenze, cioè lei è completamente autodidatta. Lei ha studiato a casa da sola sui libri che possedeva suo padre, non ha nessun titolo per insegnare
ed è la realizzazione di una vocazione che non avrebbe potuto realizzare se fosse rimasta sposata. Questo penso che lei ne abbia avuto la consapevolezza, ad essere stato molto doloroso anche. Sì, hai ragione, anche quando chiede in qualche modo dialoga con questo marito scomparso attraverso così, però secondo me forse lei si rende conto che al di fuori del matrimonio c'è una libertà, un'emancipazione, cioè in realtà la prima libertà gliel'ha data il matrimonio dall'uscita dalla famiglia. E cioè, così avveniva, e al così sud avveniva, spessissimo, esatto, per uscire di casa ti dovevi sposare quasi sempre. Esatto. Ivana, invece anche tu hai una protagonista, Olivia, che è insegnante e anche lei è stata sposata e poi non lo è stata più. Ed è, secondo me, il racconto dedicato a Olivia è un bellissimo racconto di rapporto generazionale, cioè lo sguardo di Olivia sulle sue giovani, soprattutto allieve, anche qua molto sul corpo, cioè una visione anche, e anche questa dualità tra il sentirsi da una parte libera da questo marito da cui si rende conto con cui è stata sempre condiscendente e finché lo è stata andava bene, e poi anche è un racconto potente secondo me sulla maternità e la mancata maternità, perché è quello che soffre Olivia, cioè in qualche modo le manca questo status sociale dell'essere madre, cosa che non è, e aggravato dal fatto che l'ex marito la lascia per un'altra che invece gli darà un figlio. Sì, allora ci sono 5 racconti e Olivia è quella che mi è la più distante da me, dunque me la sono proprio inventata, che per me è molto insolito. Quindi nessuno si arrabbia? No, Siamo a posto, no, è un po' ossessionata. Non so se vi ricordate il caso in Piemonte di Gloria Rosbach. È una donna che è un po' ossessionata da questa storia che si dice non finirò come Gloria Rosbach perché è rimasta sola e poi io molto spesso parlo dell'ossessione, non di liberazione dagli uomini ma di ossessioni per gli uomini e per le cose corporali. Vabbè, non si dice così. Nel senso, lei si sente sporca e parla molto del disturbo ossessivo-compulsivo, di come ha dovuto subire marito, e poi c'è tutta quella parte su Pasolini, dunque sì, è una cosa, non lo so, io non riesco molto a rapportarmi con lei, però ci sono stati lettori per cui questo è il racconto che è piaciuto di più, non so. No, beh, io trovo che in Olivia è interessante perché è un personaggio molto articolato, cioè, e c'è sempre una dicotomia tra quello che lei desidera e però ha sempre una grande paura del giudizio degli altri, cioè lei vive sotto lo sguardo delle colleghe insegnanti. Sì, anche per il fatto che sta invecchiando, cioè che è molto... a me piace scrivere le cose che uno pensa ma non oserebbe dire, tipo quando si pensa alle professoresse non è che giudicano i studenti, quella è grassa, quella è non so come, dunque a me piace scrivere queste cose quando, cioè, anche che uno non vorrebbe ammettere anche a se stesso. Sì, no, hai ragione. Anche lo sguardo, sia il tuo che quello degli altri, senza censura. Cioè, quindi lei guarda questa sua allieva vestita di cinta ma grassa e però in qualche modo la giudica dicendo io sono sempre stata attenta a stare in forma, al mio fisico, però sotto sotto la invidia. Perché questa invece ha una libertà e una sicurezza nonostante si porti dietro un corpo considerato, non perfetto. E Olivia, secondo me, è anche un personaggio molto italiano, cioè in questo allora, sì, guarda, devo dire che secondo me, che prima mi dicevi appunto, come dicevo, per la prima volta ho scritto, tu vivi in Italia da quanto tempo, Ivana? 20 anni sono quest'estate. Ti vede che sei già rovinata comunque, perché assolutamente i personaggi italiani, le donne che racconti sono molto fedeli. Olivia è davvero un personaggio
che si potrebbe tranquillamente incontrare? Allora io all'inizio scrivevo tutto che si svolgeva in Slovacchia, però poi ovviamente tutte le cose le vivo in Italia, dunque mi è sembrato naturale scrivere delle donne italiane, però in realtà ogni personaggio comunque deve attraversare me per esistere, dunque chi più chi meno sono tutta io. Giuliana, tu invece ti sei dovuta censurare per qualcosa, non si rischiava, non hai pensato che si rischiava che questa Clementina fosse anche un po' troppo perfetta? No, anzi, io l'ho sporcata volutamente, perché non da lettrice, perché io sono in primis, rimarrò per sempre prima lettrice che autrice. Odio proprio, mi viene il nervoso a leggere di personaggi piatti, amo la tridimensionalità e penso che in ognuno di noi ci siano più anime, più luci o più ombre, questo dipende anche dal periodo della nostra vita. Clementina è stata una donna molto complicata, molto dura, molto ruvida, a tratti respingente, una mamma difficilissima, penso, per i suoi figli. Penso anche per il fatto che avere in casa queste ragazze e questi ragazzi a cui lei dedicava in realtà la maggior parte del tempo. Tutto il suo tempo, quindi questi figli sono completamente, il primogenito è spogliato dal ruolo di primogenito, la femmina accusa tantissimo, no? Questa distanza rispetto a questa mamma, l'unico che si salva è mio nonno, che è il bambino che nasce mentre il padre sta morendo nella stanza accanto, che tutti hanno ribattezzato l'intruso, perché è arrivato in un momento drammatico per la famiglia, ma che poi scansa al lato le aspettative materne e le realizza, perché è il bambino probabilmente lasciato più libero. Esatto, è gravato di minori aspettative rispetto agli altri. Io ho sentito delle grandi aspettative su di me quando ho iniziato a scrivere questa storia, senza alcuna ragione, perché io non l'ho detto a nessuno finché Einaudi non mi ha costretto a far leggere, perché dovevano firmare la liberatoria, il libro a mio padre, a mio zio e ai miei cugini. Io non l'avevo detto a nessuno, io ho scritto per 3 anni, perché poi ho avuto i miei bambini nel mentre, senza che lo sapesse nessuno della mia famiglia, ma sentivo io una grandissima responsabilità ugualmente. Quando tu hai fatto, Giuliana, questa riunione di famiglia dove hai detto ho scritto un libro sulla nostra famiglia, non ci credevano, è stato sì, grande ilarità, sono scoppiati a ridere, no ma dai è uno scherzo, e con chi dai sentiamo? Con Einaudi veramente, grandi risate, no ma è vero, sì. Allora poi mio padre l'ha voluto leggere e io gli ho portato i fogli stampati e lui me li ha restituiti il giorno dopo e io mi sono accorta che erano bagnati e quindi per me è stato sì. Ivana, tu hai una lettrice o un lettore di riferimento personale? Sì, ed è stata a Gavoi, credo non so quanti anni fa, Pavel Ranko. Ah, certo. Sì. Che ho presentato io, Lo so. tra l'altro. Pavel Ranko. Sì, in effetti io ho cominciato a scrivere per impressionare Pavel Ranko. Lo posso capire, perché anch'io mi sono innamorata di lui quando l'ho conosciuto qua. Devo ringraziare Gavoi, veramente. Tutti i miei primi racconti erano, veniva ammazzata sua moglie. Ah, certo. Dunque, in effetti... non so perché, ma all'inizio aveva un po' paura di me. Immagino. Non mi voleva dare il suo numero di telefono. Però vabbè, sono passati 20 anni e siamo molto amici e ormai ha capito che sono innocua. Cioè lui pensava che tu fossi una sorta di Misery di Stephen King, cioè era un po'. Ma secondo me, Giuliana, cioè ognuna di noi ha un po' una Misery dentro di sé. Sì, guai Ma se che così voi, non fosse. cioè. Esatto. Sì, ma i personaggi più divertenti da scrivere per me sono quelli più spietati, per esempio, proprio viene fuori tutto quello che non può venire fuori. Diciamo. Sì, perché quello lì è tutto un effetto catartico, solo che tu lo leggi
chiaramente non lo fai nella realtà, però anch'io quando leggo queste cose, per esempio io ho una grande passione per una scrittrice che non piace a nessuno, cioè in Italia non ha avuto nessun successo, ma io l'unica lingua che so un po' bene è il tedesco, che si chiama Ingrid Nole. In Italia l'ha pubblicata persino Mondadori, niente. Però questo umorismo nero alla tedesca qui in Italia, zero. E mi ricordo c'era questo romanzo che appunto hanno fatto questo tentativo unico in Italia, insomma è bellissimo, che veramente poteva essere un libro tuo, Ivana, di questa cinquantenne che non ha mai avuto particolare fortuna sentimentale, ma invece una manager, che va tipo a Gavoia a una conferenza e vede questo relatore, probabilmente un filosofo mi pare, e lei decide che quello lì è l'uomo della sua vita, cioè lei decide, ma questo vuol dire che lei elimina fisicamente le concorrenti. Cioè, come ha detto lei... Non ci ho pensato. Esatto, cioè non solo la moglie così. E io leggevo e dentro di me dicevo, cavoli, cioè mi sono divertita da morire, dicevo, cavoli, ma se potessi nella vita reale ogni tanto anch'io eliminare. E poi, siccome il mio lavoro, cioè io appunto coordino tanti gruppi di lettura, ho detto adesso da un bel gruppo di lettura e queste lettrici, io sono arrivata tutta contenta, queste mi hanno guardato. Ma non ti sarei mica divertita? Molto. Ma guarda che questa ammazza. Sì, ma è un libro, cioè voglio dire, non è che adesso noi dobbiamo. C'è una reazione, cioè non ci deve. Io e la bibliotecaria abbiamo apprezzato, cioè tutto il gruppo, quindi adesso lo faccio più questo perché in realtà, questo è chiaro, cioè in realtà piangiamo tutti delle stesse cose, ma ridiamo tutti di cose diverse, quindi l'umorismo, per quello che io devo dire che ho amato molto e anche stimato molto Ivana, perché è un bel rischio usare l'ironia e la comicità, e bisogna avere una grande capacità anche narrativa per fare questo. Però infatti lei mi diceva che il racconto di Veronica, che io ho amato tantissimo, raccontaci un po' di Veronica, mi ha detto che ti ha creato un po' di reazioni. Sì, è un È racconto l'ultimo, che Paolo Ranco ha definito perverso, poi ho scritto un altro, questo è ancora più perverso. Però in realtà è un racconto che viene spesso capito male, perché io infatti non ho detto di cosa tratti, parla di un episodio maniacale quando la persona è molto disinibita. Esatto. E parla di una ragazza, però sono gli inizi di anni 2000, non so, internet, quando lei va su questo sito di incontri perché vuole imparare francese e si scopre tutti sti uomini francesi, magrebini. Camionisti? Sì, Esatto. camionisti, sono tanti camionisti e piace a tutti e si dice ma come? Cioè, nella vita reale non piace a nessuno e qui tutti quanti mi vogliono, e in effetti si fidanza con tipo 30 persone. C'è la sua madre che dice ma guarda che il tuo nome sarà su ogni pilone in Algeria. E poi vabbè, poi finisce. No, questo non diciamo. No. Però c'è tutto e poi vabbè, finisce con una bolletta telefonica. Sì, sì, perché non era come adesso scrivere. Non c'era Skype, Skype non c'è più, adesso vedi che sono antica, sì, però non c'è WhatsApp. No, esatto. era proprio che lei faceva telefonate di un'ora a Parigi. Sì. Però è un bellissimo racconto dell'inizio della rete, dove ti sembrava di avere queste prospettive, che diventavi amico di tutti, cioè allargavi la tua cerchia. Infatti lei dice ma questi sono tutti i miei amici fidanzati, cioè non distingue fra amici veri. Esatto, è questo, sì. È però questo, cioè comunque è anche un racconto forse più che perverso, spietato su questo, cioè sui legami tra le persone. Sì, non lo so, è una roba che è uscita. Qual è stato invece, Giuliana, la parte su cui più complessa della sua storia, su cui hai lavorato, se sulla struttura, la ricerca storica, perché comunque c'è un grande lavoro anche di restituzione di una parte della storia recente del nostro paese. Questo ti ha messo in difficoltà? Cioè... No, non mi ha messo in difficoltà, mi sono documentata chiaramente, ho letto moltissimo i libri di Emilio Gentile, cioè tutto il periodo del fascismo. Poi chiaramente ho voluto restituire una realtà storica anche rispetto a Lecce, che è una città in cui la guerra non è arrivata, non è stata una città bombardata.
Esatto, avrei potuto giocare, come va un po' di moda fare adesso, anche su tematiche come appunto la resistenza, eccetera, però non sarebbe stato corretto. Di fatto Clementina la guerra non la vide e non l'ha vissuta, e quindi questo lo dovevo restituire. Anche il fascismo a Lecce non è stato il fascismo cattivo delle città del centro e del nord Italia. La parte più complicata da scrivere è stata quella, il dolore, diciamo, i lutti, le perdite, soprattutto una perdita. Io l'ho scritta tra l'altro che aspettavo il mio secondo bambino, è rimasta sempre uguale, non è mai stata cambiata neanche durante l'editing di Dalia Ugero, quindi l'editing spietato, sì. È rimasta sempre così, però è una parte che non ho mai riletto, che non riesco a rileggere, e paradossalmente si è più liberi. Mi sto divertendo molto di più a scrivere il mio secondo libro perché sono molto più libera. In questo libro io volevo rendere giustizia a questa donna e quindi raccontare anche il dolore di un'altra persona. Sentivo su di me una responsabilità immensa, non volevo fare pietismo perché non lo sopporto, però volevo renderlo, ed è stato molto molto complicato perché ero anche in una fase della mia vita molto delicata, fragile, particolare per una donna. Insomma, la gravidanza non è rose e fiori, il postpartum non è rose e fiori, anzi è un periodo molto difficile. Scrivere alcune cose in quella fase forse sono venute bene anche perché ero in quella fase della mia vita, non lo so, non è quello l'importante. Tra l'altro, legato anche al tuo romanzo, anche qua c'è un bel filo conduttore sulla maternità e la scelta di non maternità, perché poi Clementina è quella che ha i figli, ma le sorelle scelgono di non sposarsi, di non avere figli, e soprattutto una delle due sorelle, Maria, che decide con cognizione di causa di prendere possesso della cucina. È una rivendicazione. La cucina per Maria, per esempio, è la sua stanza tutta per sé. Per Clementina è lo studio, per riprendere il saggio di Virginia Woolf. Per Maria è la cucina, come anche il riappropriarsi del dialetto, che è la lingua della pancia, del cuore, delle origini. E lei è l'unica in famiglia che lo parla, Maria. Quindi sì, c'è una consapevolezza anche di queste donne, di queste antenate, che a noi sembrano immobili, oggi invece sono state molto più rivoluzionarie di noi. Esatto, anche Clementina ha il suo studio, i suoi libri. E invece, Ivana, nei tuoi personaggi forse un filo conduttore è la fuga, cioè il loro spazio è fuggire. Sì, ma sono sempre qua. Però sono sempre, lo so, sono sogni, dicono di amanti. Sì, ci sono anche nei altri libri che ho scritto che si svolgono in Italia, però sì, non so. Nel senso, il problema è che la cosa da cui non riescono a fuggire è la loro testa, perché è la testa che produce sempre pensieri ossessivi, cose, dunque possono fuggire fisicamente, però da se stessi non si può fuggire, e quello è il problema. E neanche il sesso ti dà questa fuga momentanea, ma mai così in qualche maniera, come hai detto tu, assolutamente mai. In realtà è un piccolo momento di fuga che però non le libera. Sì, io poi ho continuato con un romanzo che non è stato tradotto, dove anche il sesso è comunque una prigione, perché è un'ossessione, una dipendenza dalla quale non si può uscire, dunque non c'è scampo. Quando è che leggeremo tradotti gli altri titoli? Mi tocca di cominciare a studiare lo slovacco e ho paura che ci passa moltissimo tempo. Un secondo mi hai detto che forse viene tradotto, ho capito male? No, ho capito male. Esatto. Stavo dicendo che io ho venduto diritti per 2 libri. 2 libri, esatto. Ma come ci siamo lasciati male con il primo, poi ho preso ritirato i diritti. Sì. Adesso Giuliana parla con Einaudi. Ci penso io, Ivana. Poi a Einaudi a Torino sono molto aperti a queste tematiche. No, infatti. No, ma poi insomma anche Gavoi
porta fortuna. Tra l'altro siamo anche sempre l'Istituto Slovacco che porta questi autori e autrici veramente di grandissimo valore. Ultima domanda che faccio a entrambe. Ne ha accennato prima Giuliana sul fatto di essere una lettrice, però che cosa ami leggere, se c'è qualcosa che vuoi anche a me consigliare, e lo stesso Ivana. Sì, io amo alla follia un'autrice che è Natalia Ginzburg, e ho un libro che è Le piccole virtù, che è una raccolta dei suoi scritti che tengo sul comodino. Io lo chiamo il libro del comodino, perché io lo tengo sempre sul mio comodino e ogni tanto lo apro, lo sfoglio. Cioè, al posto del Kama Sutra tu tieni Le piccole virtù sì, della il Kama Ginzburg. Sutra ormai Basta. no, c'è Natalia Ginzburg e lo apro, lo sfoglio e mi dà sempre delle risposte, delle chiavi di lettura. Mentre un'autrice che ho scoperto tardi è Alba de Céspedes. Tardi, purtroppo. Sto leggendo adesso Il rimorso, me lo sono portato qui a Gavoi, ed è un'autrice immensa, meravigliosa. Dalla parte di lei, veramente è stata una scoperta incredibile. Quindi sì. Giuliana, tu fai onore a queste scrittrici col tuo libro. Grazie. Dai, no, sì, Grazie. sì, assolutamente, c'ha assolutamente un senso. Grazie. Ivana, Ranco capì, cioè lì ci sono. Vabbè, ci sono. no, ma Stalkerizzi altri autori? O... no, sono fedele. Allora, io leggo soprattutto gli autori italiani che traduco. Anzi, è vero, no, io non vi ho detto, sapete che io ho fatto un corso per corrispondenza di presentatrice, non sono per niente brava, quindi cioè, non ho fatto nessuna presentazione loro, profili, vita, cosa fanno, curriculum, ma tanto quello ve andate a vedere voi, cioè ho preferito fare parlare loro. Però diciamo che Ivana è anche la traduttrice di Ferrante. Ferrante. Esatto, è la traduttrice però, in slovacco di sì. L'amica geniale. Sì, dunque, perché veramente sono gli autori che leggo tanto. Ok. E adesso sto leggendo Giulia Caminito. Sì, l'acqua è già tradotto. Adesso c'è Il male che non c'è, sì. che mi parla molto perché parla dell'ipocondria. Ipocondria, sì. E questo, cioè, ovviamente del corpo, di tutti i processi nel corpo che spaventano. Cioè, proprio mi sono trovata in relazione. Sei la traduttrice giusta. Sì, esatto. penso. Perché si crea anche un legame con i libri che... Sì, se i libri sono buoni. Perché se c'è un libro che ho l'impressione che poteva... allora lì una voglia di schiacciare l'autore, perché credo che i traduttori passano più tempo sui libri che gli autori stessi. Sì, credo di sì, forse. Sì. Dunque, perché io nel passato, ma tipo 20 anni fa, ho provato di tradurre un mio racconto e poi ho detto, ma perché ho scritto questo? Cioè, non l'ho proprio notato in slovacco che una cavolata così è. Perché io penso che proprio la traduzione è la lettura più precisa del libro. Sono d'accordo. Allora, così in conclusione, come conclusione di questo incontro a Gavoi, sono due cose che andranno avanti, ok? Allora, Giuliana porterà Ivana a Einaudi e chiaramente Ivana tradurrà in slovacco Clementina. Mi sembra perfetto. Quindi questo è esattamente quello che accadrà. Grazie. Grazie davvero. Non abbiamo neanche parlato male degli uomini, dai. Cioè, infatti è rimasto anche seduto, sono rimasti seduti. Grazie anche della pazienza, degli spostamenti, però valeva la pena per loro, assolutamente. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.